Allora, siamo con Achille Alessi e Giovanni Tuminello per questo concept della bufala in cantina che oggi ha inizio. Una bellissima esperienza che si ripeterà nei prossimi weekend. Buongiorno a tutti. La cosa che ci ha spinto a fare questa nuova avventura insieme è che da un'amicizia storica è nata l'amore di ciascuno dei due per i prodotti dell'altro, è nata l'idea di voler fare un evento insieme. Abbiamo deciso di farlo qui a Giurfo e quindi avremo la bufala in cantina e con i grandi prodotti del territorio ragusano, che sono appunto quelli di Giovanni, insieme ai nostri vini. L'idea di fondo è quella di unire, mi permetto di dire, due eccellenze. Per quanto riguarda i vini non ci sono dubbi, per quanto riguarda i nostri prodotti lasciamo giudicare gli altri perché vogliamo promuovere il territorio, ma in una forma anche un po' diversa rispetto al passato, perché se la bufala non è mai stata presente nel nostro territorio, lo è da circa un decennio. Quello che stiamo provando a fare è di declinare quella che è la tradizione culinaria ragusana con una piccola innovazione rappresentata dal prodotto di bufala. I risultati avuti fino ad oggi ci incoraggiano e quindi approfittiamo dell'amicizia di Achille, di tutta la famiglia Alessi per approfittare della struttura che già da sola vale la visita una domenica. Va bene, allora andiamo a provare questa bufala in cantina. Provateci. Speriamo sia tutto all'altezza. Ma dai.